Comunale di Povegliano c'è anche la rappresentanza del Comune di Treviso. Della sezione dei Fanti di Ponzano Veneto Renzo Zago. La madrina della bandiera Rosella Bigolin, vedova del Fante Gabriele Toresan, ad avvicinarsi, poi il cerimoniere il vice sindaco Antonello Baseggio, prego. Ora si procede a rendere onore ai fanti caduti nell'adempimento del loro dovere. I fanti incaricati insieme alle autorità, tra cui ricordo il vicepresidente della provincia Floriano Zambò e l'assessore provinciale Ferruccio Conte, prego, Franco Conte, prego, onore ai caduti.
Ci salutano, bellissimo, 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 davvero bello. A giusto coronamento di questa inaugurazione della bandiera d'Italia del cielo, il nostro cielo che non ci sono altri aggettivi. Diciamo una preghiera prima della benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Una preghiera di suffragio per tutti i caduti in tutte le guerre. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Riposo. Il più sincero, affettuoso e cordiale saluto da parte mia, del direttivo e di tutti i fanti e patronesse della nostra sezione. Plaudo alla particolare e significativa iniziativa dei fanti, che hanno voluto ritrovarsi qui a Ponzano Veneto per lo scoprimento del monumento dedicato al fante. In questo momento così importante voglio ricordare i soldati di Nassiriya e i soldati della Folgore, caduti nel vile attentato di Kabul nella loro missione di pace. Questo raduno ci ritrova ancora una volta uniti e fratellati per dimostrare a quanti ci amano la nostra unità, la nostra fede in quei puri valori storici e morali che sono la base di una sana convivenza civile. Ringrazio l'amministrazione comunale di Ponzano Veneto e tutti coloro che hanno contribuito in vario modo a porre in essere questa manifestazione.